Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di mercoledì 13 maggio. Come al solito iniziamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, anzi iniziamo dal furto di ripetitori che ha colpito Radio Padania Libera, insieme ad altri emittenti che hanno avuto spazzolata un po' di roba, e per questo motivo Radio Padania lancia una raccolta ad hoc di fondi per ricomprarsi il ripetitore di Brescia, in questo caso la frequenza FM 97. Potete leggere il tutto sul sito di Radio Padania, radiopadania.org. Rubato un ripetitore, Radio Padania muta a Brescia. Per tale motivo parte con oggi una raccolta di fondi ad hoc sul conto corrente postale 3767 12 94. Lo ripeto, 3767 12 94, con la specificazione raccolta ripetitore come causale. Conto corrente postale 3767 12 94. Causale raccolta ripetitore, quello di Brescia, rubato. Ma veniamo al Corriere della Sera con la battaglia sulla nuova scuola, che è l'argomento del giorno di tutti i quotidiani. Muro contro muro sulla riforma della scuola. I sindacati minacciano di bloccare gli scrutini. Renzi dice no a chi usa gli studenti e i professori. Boicottato il test Invalsi, meno 10% di adesioni. Il test per la preparazione degli studenti, per sondare la preparazione degli studenti. A meno di 20 giorni dalle regionali, scrive Maria Teresa Meli in prima pagina sul Corriere, professori, pubblico impiego e pensionati, cioè la base sociale del PD, sono in allarme a meno di 20 voti dal voto per le regionali, a meno di 20 giorni. Mentre, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, Roma strappa un sì sulle quote dei migranti. Primo successo dell'Italia, scrive Fiorenza Sarzanini, nel negoziato sulle quote di migranti da distribuire nell'Unione Europea. Se le anticipazioni della vigilia saranno confermate domani, quando il piano del presidente Juncker sarà sottoposto a un primo vaglio della Commissione Europea, l'Italia dovrà garantire una percentuale d'accoglienza pari all'11,84%, dunque sarebbe già in credito. In via di definizione l'elenco dei nuovi centri di smistamento dei migranti comprenderebbe Taranto, Augusta, Pozzallo, Porto Empedocle, Lampedusa, San Giuliano e Civitavecchia. L'Italia è anche al centro del negoziato delle Nazioni Unite, 10 paesi pronti a una missione antitrafficanti guidata da Roma. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, Bassanini, la voglia di Stato, il dossier Telecom Italia, le carte della rottura fra Telecom Italia e Cassa Depositi e Prestiti, guidata appunto dall'ex ministro Bassanini. Ma lo Stato può tornare a essere uno dei soci importanti di una società della rete per l'internet super veloce, dice il presidente della Cassa Bassanini. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, infermiere sardo malato di Ebola, 37 anni, aveva prestato servizio in Sierra Leone, volontario di emergency per 3 mesi fino al 7 maggio, è ricoverato all'Istituto Spallanzani di Roma, positivo al test dell'Ebola. Si apre il Festival del Cinema di Cannes, in gara 3 italiani, Nanni Moretti, Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, in prima pagina sul Corriere. E poi l'articolo di fondo, firmato da Angelo Panebianco, su Forza Italia, il destino bloccato di un partito, il buon risultato del PD in Trentino, la debacle di Berlusconi, i successi di Lega e 5 Stelle sono musica per le orecchie di Renzi. Confermano che in assenza di opposizione credibile è attualmente, e lo sarà probabilmente per molto, imbattibile, inaffondabile. Il punto decisivo è lo stato comatoso di Forza Italia, scrive il professor Panebianco. Si tratta di un partito in cui il declino del carisma del fondatore ha aperto la strada a una miriade di conflitti fra notabili che si disputano pezzi di eredità e litigano per assicurarsi porzioni dell'antico regno. Un partito che anche per questo non è più in grado di attrarre gli elettori. Ai partiti carismatici, nei quali il carisma del leader si indebolisce o evapora, accade più o meno ciò che accade agli stati falliti come la Libia. I signori della guerra cominciano a scannarsi e ciò continua fin quando non arriva qualcuno più potente o abile a sottometterli. Forza Italia è un partito bloccato, non può vivere né con né senza Berlusconi. Non può farne a meno perché lui è fondatore e può decidere se e quando tirarsi fuori. E anche perché, pur essendo la stella di Berlusconi offuscata,
Resta comunque l'unico leader che possa ancora fare presa su settori dell'elettorato conservatore. Qualcuno che riesca a prenderne il posto non è emerso. Dall'altro lato è ormai nella consapevolezza generale che Berlusconi non è più in grado di calamitare i consensi di un tempo. In questo modo molti italiani si trovano privi di riferimento politico, sono costretti a dividersi fra chi sceglie Renzi, chi sceglie l'astensione e chi si fa ammaliare da Grillo e Salvini. Ma poiché Berlusconi resta a molte spanne al di sopra degli altri politici di centrodestra, prosegue Panebianco, sembra anche il solo capace di intuizioni giuste. Tale potrebbe essere l'idea di dar vita a un partito repubblicano ispirato ai conservatori americani. Solo che non basta creare il contenitore, occorre rinnovare la leadership e la leadership non può essere rinnovata senza rinnovamento delle idee. Il Foglio rilevava ieri quanto sia ottuso da parte di esponenti di Forza Italia accodarsi alla sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni. Non è ottuso solo perché quella sentenza calpesta una legge del governo Monti a suo tempo votata da Forza Italia. Lo è anche perché impedisce a Forza Italia di adottare una piattaforma politica coerente. Non puoi puntare, come un partito repubblicano degno del nome dovrebbe fare, alla riduzione drastica delle tasse e insieme applaudire una sentenza che colpisce i conti pubblici. Rischia di far lievitare le tasse o di bloccarne la riduzione e può piacere solo agli statalisti, non ai liberali antitasse. Ha ragione forse Antonio Martino, economista liberale, uno dei fondatori di Forza Italia, quando ritiene che il rilancio potrebbe avvenire solo intorno a una piattaforma centrata sull'idea del superamento della tassazione progressiva e dell'introduzione della flat tax, la proposta della Lega. Non importa quanto guadagni, tolta la fascia dei più poveri esentati dalle tasse, il prelievo fiscale dovrebbe essere una percentuale X uguale per tutti, scrive Panebianco, senza citare ovviamente la Lega che ha fatto questa proposta. Se diventasse qualcosa di diverso da uno slogan, ma un progetto politico coerente e fattibile e pertanto credibile nel giudizio degli elettori, avrebbe anche effetti dirompenti, avrebbe la capacità di calamitare i consensi di mezzo paese. Se fosse davvero adottata, la flat tax accentuerebbe le diseguaglianze. Per questa ragione può essere proposta solo da destra, ma avrebbe anche la capacità di innescare una crescita economica vigorosa e forse anche nel tempo spettacolare. Poiché, a quanto si è letto, anche Salvini sembrerebbe orientato ad adottare una simile proposta, questo potrebbe diventare un motivo di convergenza fra una Forza Italia rinnovata e la Lega. C'è un ampio elettorato di centrodestra che al momento si sente orfano. Può essere riconquistato se gli si presentano nuovi leader e nuove idee. Se ciò accadesse, Renzi troverebbe subito pane per i suoi denti. Per vincere dovrebbe faticare molto di più. L'altro commento in prima pagina sul Corriere è quello di Aldo Cazzullo, i cittadini dimenticati, la politica è partecipazione, ma adesso va reinventata, il partito del non voto è un rischio crescente. Quindi questi sono gli argomenti di prima pagina del Corriere della Sera, che dedica il primo piano alla scuola, scontro governo-sindacati, minaccia da parte degli insegnanti del blocco degli scrutini, protesta anche sui test invalsi, calano le adesioni. Per la ministra dell'istruzione Giannini è un sabotaggio molto grave. Il ministro Boschi e le critiche sui poteri ai presidi, è inaccettabile dire che sono tutti corrotti. Ringrazia una docente, Anna, Ida, Tilde e Paola, minatrici di talento tra le donne della mia vita. La mia vita è quella di Beppe Severnini, a chi interessa la vita di Severnini, pagina 2. A pagina 3 il retroscena di Maria Teresa Meli, professori, pensionati, statali, i timori di Renzi sul bacino elettorale del PD. Camusso dirà sempre no. Renzi e i sondaggi sulle famiglie a favore della riforma. Sempre poi dal Corriere in primo piano. C'è una sinistra masochista, ha detto ancora il Presidente del Consiglio, la questione è quella di Fassina che forse se ne va, forse non se ne va, forse lascia il PD, forse no, l'attacco di Renzi prende le distanze da alcuni candidati imbarazzanti pro De Luca, il Premier, non li voterei. Quanto a Fassina, se lascia è un problema suo, dice Renzi. Gli si contrappone l'ex capogruppo alla Camera Speranza, no, è un problema di tutti. E dice Bersani, da Matteo mistificazioni. Adesso basta perché sta storia dentro minoranza del PD, Bersani, Fassina, credo che abbia esaurito la pazienza di tutti. Berlusconi intanto fa muro, il centrodestra non lo affido alla Lega, dice Berlusconi.
E poi c'è un'intervista all'ex ministro Frattini: il Partito Repubblicano è un errore, ora le primarie per un PPE, Partito Popolare Europeo Italiano. Sarà utile anche a Renzi, altrimenti Grillo rischia di vincere. Questi sono gli entusiasmanti argomenti della pagina di politica interna. Mentre sempre dalla stessa pagina Maroni lancia il reddito di cittadinanza, Salvini lo boccia, è un'elemosina di Stato, dice Salvini. Il governatore lombardo va sulla scia dei 5 Stelle. In Lombardia lo faremo, dice Maroni, e spacca il suo partito, titola il Corriere della Sera. Pezzo di Marco Cremonesi. Roberto Maroni lancia il reddito di cittadinanza, promuove gli stati generali del no profit e nella sua proposta strizza l'occhio al Movimento 5 Stelle. Ma sorpresa, tra i primi a bocciare l'iniziativa del governatore lombardo qualche minuto appena dopo la CGIL c'è Matteo Salvini, che anzi lascia agli atti il commento più abrasivo della giornata. È un'elemosina di Stato, è la sciabolata del capo leghista. Il fatto è che il presidente della regione Lombardia si è ritrovato completamente solo. L'intero centrodestra ha pubblicamente respinto il reddito di cittadinanza. Maroni annuncia la sua proposta facendo esplicito riferimento a un progetto di legge presentato dal consigliere regionale grillino Buffagni. È interessante, dice Maroni, perché riguarda anche la formazione e il lavoro. L'idea è quella di utilizzare il Fondo Sociale Europeo destinato alla Lombardia, 220 milioni circa, per assegnare un sostegno ai redditi più bassi e ai senza lavoro. Il progetto è allo studio dei 2 assessori Garavaglia e Cantù, ma il governatore lombardo s'attende stimoli e proposte dal terzo settore. Entro giugno, dice Maroni, lanceremo gli stati generali del non profit. Penso che solo una conoscenza specifica dei bisogni e delle fragilità possa indicare la strada migliore per un sostegno. La sperimentazione annunciata da Maroni dovrebbe partire già dall'estate. Per la cronaca, il progetto dei 5 Stelle, che piace a Maroni, prevede un sussidio mensile di 3 anni. Chi lo percepisce deve mettersi a disposizione per lavori utili alla collettività. L'iniziativa di Maroni sembra cogliere di sorpresa non solo gli alleati di maggioranza, ma anche i grillini. In un post su Facebook, lo stesso Buffagni sembra non saper nulla dell'iniziativa di Maroni. Più tardi, sul blog di Grillo, comparirà un ironico post dal titolo «Tu quoque, reddito di cittadinanza». L'iniziativa non dispiace al PD. Il segretario lombardo Alfieri si dice pronto a discuterne subito. L'introduzione del reddito di autonomia, lo chiama Alfieri, era nel nostro programma elettorale. Il più freddo è il segretario della Lega, Matteo Salvini. Allo Stato elemosiniere, ha detto Salvini, preferisco lo Stato che abbassa le tasse e offre lavoro. Secondo me è un messaggio culturalmente sbagliato. Nessuna intenzione, dice Salvini, di mettere i bastoni tra le ruote. Non metto becco nelle questioni della regione, ma questo non mi esime dall'avere le mie opinioni. Umberto Bossi prevede che la misura non vedrà mai la luce e comunque è meglio creare posti di lavoro. Ma è l'intero centrodestra che sembra colto di sorpresa come minimo, con una levata di scudi per Maroni tutt'altro che rassicurante. Tra i freddi anche il capogruppo leghista in regione Massimiliano Romeo. Prima di giudicare la proposta, che non abbiamo visto, preferiremmo vi fosse una condivisione nell'ambito della maggioranza, dice Romeo. Ancor meno entusiasta Maria Stella Gelmini, coordinatrice lombarda di Forza Italia. Di soluzioni che hanno sapore di assistenzialismo si può fare a meno. Per noi le parole chiave restano lavoro e impresa. Per il nuovo centrodestra la voce è quella dell'ex ministro Lupi. È il lavoro e non il reddito garantito che restituisce dignità alle persone. Preso atto delle reazioni del centrodestra, il segretario del PD allarga le braccia. Le dichiarazioni tranchant di Salvini, le reazioni contrarie di Lega e Forza Italia ci confermano che siamo di fronte all'ennesima boutade di Maroni. Ed è un peccato, dice il segretario del PD lombardo. Sempre poi dal primo piano del Corriere della Sera, disegno di legge anticorruzione, l'intesa c'è, si accelera sulle intercettazioni, i centristi di Alfano ritirano gli emendamenti, si tratta sulla prescrizione. Arriverebbe a 21 anni per i reati di corruzione, il tempo di prescrizione del reato. Si vedrà. Intanto per le pensioni si cercano 3-5 miliardi, l'ipotesi di un decreto lunedì, vertice Renzi-Padoan. Dice il Premier che la sentenza non dice di restituire tutto subito ai pensionati. Si vedrà, lunedì vedremo. Per la pagina degli esteri invece del Corriere della Sera, a proposito di Premier Renzi, c'è questa curiosa notizia da Firenze, al Festival delle Religioni.
Non dobbiamo contrastare l'Islam ma il nichilismo. Chi è che dice così? Lo scopriamo subito. Il radicalismo, l'estremismo non hanno nulla a che vedere con l'Islam. Sono movimenti nichilisti colorati di anarchismo. Il cosiddetto Stato musulmano non è cosa religiosa. Il rabbino israeliano Adin Steinsaltz, 78 anni, esperto di Talmud, rappresenta a Palazzo Vecchio lo spirito del Festival delle Religioni inaugurato ieri. L'organizzatrice, Francesca Campana Comparini, evoca l'immagine del Perseo di Cellini che giù, sotto la loggia dei Lanzi, taglia la testa alla Medusa. Non dobbiamo farci pietrificare dalla paura. Il ministro degli esteri Gentiloni dice no alla pedagogia dell'odio. Il papa copto Tawadros II spiega che la maggioranza dei musulmani è moderata. La comunità internazionale deve consolidare i governi del Medio Oriente. Fuad Tual, patriarca latino di Gerusalemme, lamenta che il mondo abbia dimenticato il conflitto israelo-palestinese. Questa è la notiziola data dal Corriere della Sera, che naturalmente evita di chiarire che Francesca Campana Comparini è la moglie di Marco Carrai, il factotum finanziario e non solo, è grande amico, pagatore anche dell'affitto a Palazzo Vecchio per tanto tempo, quando Renzi era sindaco, di Renzi giusto appunto, che aveva già organizzato una fantastica mostra senza averne i titoli, hanno detto in molti, a Firenze, e che è entrata nel business, diciamo così. L'organizzatrice del Festival delle Religioni è la moglie di Carrai. A pagina 23, ma il Corriere non ce lo dice perché dovremmo saperlo già da soli, giustamente, è inutile dare delle spiegazioni. Uno fa il giornalista, no? Mica colui che fornisce notizie. Sono due mestieri diversi. Fare il giornalista non significa fornire notizie, significa occultarle. Pagina 23 del Corriere della Sera, invece, la vicenda della scorta negata al professor Marco Biagi. Nessun colpevole, dice il Tribunale dei Ministri, che i reati sono prescritti, cadono le accuse contro Scajola e De Gennaro, all'epoca capo della polizia, adesso numero 1 di Finmeccanica. L'indagine finisce in archivio. L'eventuale reato è prescritto dal 2008. Non ci saranno accertamenti da parte del Tribunale dei Ministri sugli indagati Scajola, ministro dell'Interno al tempo dell'omicidio di Marco Biagi, 2002, e Gianni De Gennaro, all'epoca capo della polizia. È la vicenda della mancata assegnazione della scorta a Marco Biagi, consulente dell'ex ministro del lavoro Maroni, protetto in ogni suo spostamento dopo il ritorno delle Brigate Rosse con l'omicidio del giuslavorista D'Antona nel 99, ma successivamente privato di qualsiasi sorveglianza a seguito della revisione dell'intero sistema scorte decisa dal Ministero dell'Interno all'indomani dell'attentato alle Torri Gemelle, settembre 2001. Ciò nonostante, le minacce segnalate dallo stesso Biagi e gli allarmi contenuti in alcune analisi dei servizi segreti sul pericolo di nuovi attacchi brigatisti continuarono, ma Biagi non fu creduto. Il professore fu ucciso davanti alla sua abitazione mentre rientrava dal lavoro in bici. Di qui il reato di cooperazione in omicidio colposo ipotizzato dalla Procura di Bologna nei confronti dei vertici politici e tecnici della sicurezza, quando ha trasmesso il fascicolo al Tribunale dei Ministri. Ma l'organismo, competente per i reati commessi da membri del governo, ha ritenuto di non dover procedere perché l'evidenza dell'estinzione del reato rende manifesta la superfluità di ogni indagine. Era la nostra richiesta, commenta il procuratore di Bologna Roberto Alfonso, nonostante la realtà sia un po' diversa. I pubblici ministeri, infatti, avevano sollecitato il Tribunale dei Ministri a procedere all'interrogatorio di Scajola e De Gennaro, anche per sapere se intendessero o no avvalersi dell'intervenuta prescrizione. Il Tribunale non lo ha fatto, anche perché gli avvocati Franco Coppi e Francesco Bertorotta, difensori di De Gennaro, avevano inviato una memoria per ricordare che, secondo codici e giurisprudenza, gli indagati non possono rinunciare alla prescrizione, facoltà concessa solo agli imputati, cioè coloro nei cui confronti è già stata esercitata azione penale. De Gennaro e Scajola non sono in questa situazione, il Tribunale dei Ministri ne ha solo preso atto. Vi ricordate poi la storia che Biagi non fu creduto perché i tabulati della Telecom non erano corretti, non erano fedeli, ma questa è un'altra vicenda non più raccontata. A pagina 25 invece del Corriere della Sera, un'intervista al premio Nobel dell'economia Amartya Sen,
Nato da genitori provenienti dall'attuale Bangladesh in India nel 1933, premio Nobel nel 98, insegna negli Stati Uniti, sì agli organismi geneticamente modificati, dice l'economista indiano, contro la povertà. E l'Expo parli di economia e di fame. Gli alimenti a chilometro zero è un concetto che non so da dove venga. L'esposizione deve essere ambiziosa, non sottostimate l'influenza dell'Italia nel mondo, dice Sen. Infine, sempre dal Corriere della Sera, Monte dei Paschi, il conto della banca d'affari giapponese Nomura sale a 4 miliardi e 700 milioni. L'esposizione sale di altri 693 milioni. Siena tratta con la Banca Centrale Europea per attenuare in bilancio il derivato Alexandria. Non sembra avere fine la coda velenosa del contratto Alexandria, il derivato messo in piedi nel 2009 da Montepaschi con Banca Nomura per mascherare in bilancio una perdita di 220 milioni. Negli ultimi 3 mesi l'esposizione di Montepaschi verso la banca giapponese è schizzata verso l'alto di altri 693 milioni, arrivando a 4 miliardi e 700 milioni, cifra indicata nella relazione trimestrale depositata ieri. E infine lasciamo il Corriere della Sera con la rubrica di Gian Antonio Stella, tutti i frutti, i tempi della California e quelli della Sicilia. Un giorno di ritardo, erano seccati il governatore Deok Meyan e le altre autorità californiane per il ritardo nella costruzione, anzi ricostruzione, della gigantesca arcata del Bay Bridge crollata nel terremoto di 7° grado scala Richter che il 17 ottobre 89 aveva devastato San Francisco. In Sicilia invece è crollato il viadotto, siamo ancora là, non è successo un tubo. Niente ricostruzione. Veniamo brevemente alla cronaca lombarda del Corriere della Sera perché c'è una notizia che riguarda in realtà non solo la Lombardia, il dissesto delle strade provinciali. Le province sono state abolite, no? Diceva il governo Renzi. L'unica abolizione è stata quella, tra le altre cose, della manutenzione delle strade. Giungla d'erba sulle strade e allarme per il rischio incidenti, titola il Corriere. Mancano i soldi per la manutenzione, l'erba cresce e a Lodi uno scontro mortale causato dall'incuria, dal fatto che c'è scarsa visibilità. Mentre Maroni prova a fare il grillino, sì al reddito di cittadinanza, titola il giornale, il governatore vuole una misura antipovertà finanziata con fondi europei e scontro sulla proposta, esultano i 5 Stelle, il PD apre, ma Salvini è contrario, elemosina di Stato, dice Salvini. La stima dei costi 220 milioni di fondi europei. Ero ministro, dice Maroni, e so di cosa parlo. Mentre a pagina 6 della cronaca lombarda del giornale c'è un curioso articolo, Storie di Milano, sulla Ropero. Da Agip a Expo, la parabola di una raffineria, lo stabilimento dove si trattava il petrolio chiude a fine secolo, da Super Corte Maggiore a Eni, poi la bonifica, oggi la fiera di Ropero. Interessante e curioso. Mentre la Stampa apre la prima pagina con la scuola, pronti a bloccare gli scrutini, dicono gli insegnanti, sindacati e governo restano distanti e le prove invalsi boicottate da studenti e insegnanti. Sulle pensioni entro una settimana i primi 3 miliardi e mezzo. Sugli immigrati invece l'agenda europea per l'immigrazione arriva sul tavolo della Commissione europea, propone un sistema d'emergenza di quote per ripartire chi arriva sulle coste italiane, sarà obbligatorio per tutti ma non per Italia e Grecia, paesi ai quali viene riconosciuto di avere fatto già abbastanza. Così scrive la Stampa in prima pagina. L'articolo di fondo dopo la pubblicità. Remo, ci sono i pavimenti con lo sconto del 20%? Certo, e guardate quanta scelta. È una
422. A proposito di numeri, quello del conto corrente postale è un'iniziativa, vi avevo detto prima, che Radio Padania lancia in virtù del fatto e in conseguenza del fatto che è stato rubato il ripetitore FM 97 su Brescia. Perciò Radio Padania raccoglie fondi ad hoc per ricomprarselo il ripetitore. Il furto ha riguardato anche altri emittenti, ma Radio Padania è stata tacitata con il furto sulla frequenza FM 97. Quindi lanciamo una raccolta di fondi ad hoc per riacquisire voce su Brescia, l'FM 97, conto corrente postale 37 67 12 94, intestato a Radio Padania, via Bellerio 41 Milano, 37 67 12 94 il conto corrente postale. La causale per questa iniziativa, per questa raccolta ripetitore, la causale del versamento. Torniamo però alla Stampa, dove dicevamo l'articolo di fondo firmato da Alberto Mingardi si pone questa domanda: statalista o liberista? L'enigma Renzi. Nessuno vuole costringerlo dentro schemi passati, ma servirebbe a tutti capire che risposta dà Renzi alla domanda: cos'è che deve o non deve fare lo Stato? Farsi un'idea per ora non è semplice, scrive Mingardi. A pagina 3 della Stampa, sulla questione della scuola, Renzi a sorpresa riapre la concertazione, il Premier non vuole rompere, anche perché forse, come spiega il Corriere della Sera, teme che il suo elettorato tra pensioni e scuola possa, voltargli le spalle in vista delle regionali. In ogni caso la proposta di Renzi è: rivediamoci con gli scolastici a Palazzo Chigi. Sulla trattativa pesano le elezioni regionali, scrive appunto la Stampa. Pagina 5 invece c'è la foto del blitz del segretario della Lega Nord Matteo Salvini, ieri un sit-in al Ministero dell'Economia col senatore Calderoli e gli altri parlamentari del Carroccio, perché il governo deve ridare indietro i soldi ai pensionati con una lettera di scuse allegata a 6 milioni di persone. Chiedono i leghisti: giù le mani dalle pensioni, restituite il malloppo, dice la Lega Nord. In Lombardia Salvini sfida Maroni sul reddito di cittadinanza, titola ancora la Stampa. Solo un'elemosina, dice il leader della Lega. Il governatore invece dice: useremo i fondi dell'Unione Europea, 220 milioni di euro. A pagina 7 invece, colpire i barconi anche nei porti, titola la Stampa. Così l'Unione Europea prepara l'azione in Libia. Oggi in discussione a Bruxelles la bozza di intervento per fermare gli scafisti. Italia e Grecia esentati dall'obbligo di accogliere i rifugiati da redistribuire. Una discussione che per il momento sembra surreale se paragonata alla realtà delle cose, agli sbarchi finora fatti e quelli che si stanno facendo. In ogni caso, girando pagina, abbiamo Renzi che si è pronunciato sugli impresentabili, in lista con il suo partito, specialmente in Campania ma anche in Puglia. Neanche costretto li voterei, ha detto il Presidente del Consiglio e segretario del PD. In Campania alleati al PD omofobi, fascisti, forzisti e indagati per camorra. Alcuni candidati che sostengono De Luca imbarazzano, ha detto Renzi, e su alcune liste collegate si può discutere, ma le liste del PD sono pulite. Abbiamo cambiato candidato a Ercolano o a Giuliano con 1000 problemi. Sono pulite, ma perfino il candidato De Luca ha detto: l'unico indagato sono io, che non è l'ultimo arrivato, grosso modo. Mentre c'è un'intervista sulla Stampa anche all'altro candidato in Puglia, che anche la lista pugliese del PD ha accolto a destra e a manca, soprattutto a destra, poco a manca. Comunque dice Emiliano, il candidato presidente della Puglia, che se non votassi per me sceglierei la candidata dei 5 Stelle. La Puglia non è la Campania, 2 ex di Alleanza Nazionale. Che problema sono? Anche mio padre era un missino, ricorda l'ex magistrato, ex sindaco di Bari, candidato presidente in Puglia del PD. Mi ha insegnato a distinguere il bene dal male. Insomma, fascista serve a quello, a distinguere il bene dal male. E poi uno può andare nel PD dopo aver imparato a distinguere il bene dal male. Lo sa qual è il guaio, dice Emiliano, che purtroppo non c'è più, non che era iscritto al Movimento Sociale. Sempre poi dalla Stampa, voltando di nuovo pagina, andiamo a pagina 9,
A Bolzano, exploit di Casa Pound tra razzismo e impegno sociale, scrive Paolo Colonnello, per solito cronista di Giudiziaria. Doppiata la lista di Berlusconi aiutando poveri e padri separati. Non siamo un partito, questo termine ci fa schifo, le elezioni sono una piccola parentesi nella politica, che poi è il sociale, stare in mezzo alla gente. L'astro nascente della destra di lotta e di governo che a Bolzano ha umiliato la destra che fu del PDL, relegando la lista di Forza Italia a un imbarazzante 3%, è un ex barista disoccupato 34enne col corpo quasi interamente tatuato. Si chiama Andrea Bonazza, ex Fronte della Gioventù, ex skinhead, perfino indagato anni fa e poi prosciolto con formula piena per l'omicidio di un ragazzo, condannato per vilipendio alla bandiera europea e apologia di fascismo, il primo consigliere comunale conquistato in Italia da Casa Pound, che, come spiega da Roma il vicepresidente del movimento Simone Di Stefano, dai centri sociali si appresta ad entrare nelle istituzioni per governare il cambiamento. Alle 7 di sera, in un ex garage trasformato in sede tra mamme, bambini, ragazzine, professionisti, qualche ragazzotto con l'aria truce, si festeggia una vittoria senza precedenti. Nel cuore dell'Alto Adige tedesco, imparentandosi con la lista civica di Giovanni Benussi, che 10 anni fa riuscì a fare il sindaco di Bolzano per qualche giorno prima di dimettersi, i fasci di Casa Pound si sono conquistati un 7% abbondante lavorando nei quartieri popolari al di qua dell'Adige, dove sopravvivono case comunali che nel resto d'Italia invidiano. Ci siamo impegnati nel sociale, cioè aiutando le famiglie più bisognose, i padri separati, la nuova categoria di emarginati in Italia. Spesa complessiva per la campagna elettorale 500 euro, voti conquistati 1000. Programma: denunciare le maffiette dell'alleanza fra Partito Democratico e Südtiroler Volkspartei, che da anni garantisce la maggioranza al centro-sinistra a Bolzano. Mentre sempre dalla stampa di oggi i radicali mettono all'asta sul web i loro cimeli, dischi in vinile, lettere inedite e la raccolta fondi dei pannelliani. Siamo in crisi come la democrazia, dicono i radicali italiani. 18 seggi fu il record alla Camera per i radicali nel 1979. A prima vista, scrive Mattia Feltri, il pezzo giusto per i feticisti della politica è una lettera inedita di Norberto Bobbio agli amici radicali, scritta a mano il 14 luglio dell'88. Il gusto di chi scrive è però attratto da 3 annate rilegate de Il Mondo di Mario Pannunzio e le foto mostrano articoli di Eugenio Scalfari ed Ernesto Rossi, fra i fondatori del Partito Radicale. Nelle prossime settimane sarà messo in vendita un disco in vinile, 33 giri, con 2 discorsi di Ernesto Rossi. Uno è del 66, in celebrazione di Gaetano Salvemini. Piccoli cimeli esposti sul sito astaradicale.it in occasione dei 60 anni della nascita del partito di Marco Pannella, che vive un momento molto difficile. Del resto, dice la segretaria Rita Bernardini, noi siamo il termometro della democrazia. Si cercherà tramite vendita di raccogliere qualche soldo per andare avanti con battaglie che, condivisibili o no, restano in piedi solo finché reggono quelle gambe. Dal primo pomeriggio di oggi, in concomitanza con una conferenza stampa, vanno all'asta le annate del mondo, la lettera di Bobbio e altro materiale che è la storia del nostro paese, scrive Mattia Feltri. Sempre poi dal primo piano della stampa di oggi, un Obama inglese per riscattare il partito laburista, il blairiano Shuka Umunna, a 36 anni e origini nigeriane, si candida a sostituire Ed Miliband dopo la disfatta elettorale. Tornando invece all'Italia, sul reato di tortura e scontro tra forze dell'ordine e magistrati, Polizia, Carabinieri e Finanza denunciano la sicurezza è a rischio con il nuovo reato di tortura, ma l'Associazione Nazionale Magistrati parla di legge equilibrata. Per il capo della Polizia, il questore Alessandro Pansa, le denunce per tortura contro i poliziotti e le forze dell'ordine in generale potrebbero causare danni potenziali sul sistema di sicurezza. Ma il presidente dell'Associazione Magistrati, Sabelli, dice che con questa legge non esiste assolutamente un rischio del genere. Tuttavia non convince il nuovo reato di tortura, scrive La Stampa. Approvato dalla Camera un mese fa,
Anche sull'onda dell'emozione che seguì la condanna dell'Italia da parte della Corte europea di giustizia per le violenze al G8 di Genova, il disegno di legge oggi riprende il cammino al Senato ed è subito polemica. I senatori ospitano i capi delle polizie, Alessandro Pansa, il generale del 7 per i carabinieri, il generale Capolupo per la finanza, e scoprono che per i vertici delle nostre forze dell'ordine quella legge è tutta sbagliata e va riscritta. Sempre poi dalla Stampa di oggi chiudiamo con una questione locale, il giallo dei 90.000 euro spesi con la carta dell'azienda rifiuti. Il presidente dell'azienda rifiuti sotto accusa annuncia le dimissioni, uno scandalo nella municipalizzata della Valsusa. Commenta il senatore del PD Stefano Esposito, il presidente di una società pubblica ha speso 92.000 euro in 2 anni, perché la notizia è rimasta sigillata? Tutti lo sapevano da mesi, ma fino a ieri la notizia non era uscita. Alle 17 un post su Facebook del senatore Esposito del PD e tanti, si sono affrettati a esigere chiarimenti. Quelle di Fabrizio Zandonatti sono chiarimenti e dimissioni. Le dimissioni di Fabrizio Zandonatti, presidente di Axel, società pubblica che gestisce il ciclo dei rifiuti nei comuni della Valsusa che ne sono azionisti. Avrebbe speso 92.000 euro usando la carta di credito aziendale, ne avrebbe restituiti 45.000 che non era in grado di giustificare. Le dimissioni sono arrivate, ma molti interrogativi restano aperti. Lasciamo con ciò la Stampa, andiamo in prima pagina su Repubblica. Renzi che dice basta con la sinistra masochista, e sulla scuola scontro governo-sindacati. I professori reputano insufficienti le modifiche al disegno di legge di riforma della scuola e si dicono pronti al blocco degli scrutini dopo aver boicottato i test invalsi, scrive Repubblica. Ma di spalla, sempre in prima pagina su Repubblica, annunciando la Repubblica 2, l'intervista al disegnatore Luce, Charlie Hebdo. Mai più Islam nelle mie vignette, ora dico addio a Maometto. È una trappola, i terroristi fanno propaganda anche con il nostro lavoro. Sono stufo, non è paura, soltanto stanchezza e noia. La mia ultima goccia di ispirazione su Maometto si è esaurita con la copertina del 14 gennaio. Ho avuto una conversazione mentale con il mio omino, il profeta. Ci siamo rinfacciati le colpe e alla fine ho capito che il problema non sono io né lui, dice Renal Lusier. Aveva 20 anni quando cominciò a lavorare per Charlie Hebdo. Il 7 gennaio si è salvato perché era il suo compleanno ed è arrivato in ritardo alla riunione di redazione. Aveva portato una torta che nessuno ha mai mangiato, la Galette du Roi. Doveva chiamarsi così, Galette du Roi, il suo primo libro post-attentato, diventato invece Catarsis, una graphic novel che Repubblica anticipa. A pagina 30 poi c'è l'intervista di Anais Ginori al disegnatore di Charlie Hebdo, a Luce. Sono stufo, non è paura, ma è solo stanchezza e noia. Alla fine ho capito che il problema non ero né io né Maometto, dice appunto il disegnatore a Repubblica. Ci sono altri disegnatori che continueranno, dice ancora Luce. Il dibattito è aperto, non ho altro da aggiungere. Ci sono altri lettori che hanno deciso di cancellare l'abbonamento a Charlie perché ho preso questa decisione. Mi dispiace, ma non sono un guerriero né un soldato. Siamo caduti in una trappola. Al-Qaeda o lo Stato Islamico fanno comunicazione anche attraverso di noi. Veniamo strumentalizzati dagli integralisti, così come le persone che hanno manifestato contro Charlie in alcuni paesi arabi. Ma sono convinto che la maggioranza dei musulmani, almeno in Europa, se ne frega di Charlie Hebdo. Nelle ore dopo l'attentato ho pensato che non avrei mai più fatto una vignetta. Ero anche convinto che non era giusto uscire subito con un nuovo numero di Charlie. Avevamo bisogno di più tempo per capire in quale storia eravamo finiti. Alla fine abbiamo pubblicato il numero per orgoglio, forse per senso del dovere. Anch'io dopo 48 ore ho ripreso in mano il pennarello. Cosa c'era nel disegno col quale si è sbloccato? Quando sono entrato in redazione ho trovato i miei amici a terra caduti di schiena. Non ho visto facce. Ho disegnato una sfilata di culi per riassumere l'assurdità crudele della situazione. Prima però, già la sera del 7 gennaio, aveva buttato giù un altro schizzo. Dovevo dare la mia testimonianza alla polizia, ma avevo visto pochissimo, solo 2 uomini incappucciati che scappavano facendo tac-tac con i Kalashnikov. Ho chiesto un foglio agli agenti, ho scarabocchiato un omino con 2 palle al posto degli occhi.
Poi tanti altri omini, è diventata un'ossessione, solo dopo ho capito perché. Anche Sharp, quando era nervoso, scarabocchiava omini. Sharp, il direttore, era il mio migliore amico, ci assomigliavamo. Ho passato 25 anni con lui. Ai suoi funerali ho detto che eravamo stati anche amanti e c'è pure qualcuno che ci ha creduto. Era difficile disegnare gli amici morti, parlare di Sharp e Tignou e gli altri, senza rappresentarli, forse è anche una forma di elaborare il lutto. C'è stato un momento in cui anche loro disegnavano, i fratelli Kouachi bambini, è riuscito a immaginarli? Chiede l'intervistatrice. Anche loro, c'è stato un momento in cui disegnavano. Noi vignettisti prolunghiamo l'età dell'innocenza. I fratelli Kouachi, quelli che hanno ammazzato la redazione di Charlie, hanno abbandonato la loro infanzia per entrare nell'età adulta nel modo peggiore. Come si vive sotto scorta? Cerco un punto di vista comico, altrimenti impazzirei. Per venire a questo appuntamento ho messo mezz'ora perché le 2 macchine blindate che mi scortavano si sono perse dentro Parigi. Ecco, mi sono detto, in un film americano funzionerebbe meglio. La cosa più difficile è accettare che la fonte del mio lavoro, l'immaginazione, ora agisce contro di me, facendomi vedere pericoli ovunque. In certi momenti rimpiango di avere una fantasia così forte. Il mondo intellettuale americano si è diviso sul premio del Pen Club a Charlie Hebdo. La sorprende? Chiede Anais Ginori. Non abbiamo mai cercato il consenso, anzi, risponde Luce. Per noi è normale criticare ed essere criticati. Non voglio diventare uno specialista del Je suis Charlie. Ricordo solo che in Francia non esiste il reato di blasfemia. Emmanuel Todd definisce un'impostura la manifestazione dell'11 gennaio. Non ho letto il libro, dice Luce, ma mi pare un'analisi frettolosa e riduttiva su chi ha manifestato e su chi non c'era. Io mi sono spaventato della forza simbolica di quel corteo. Abbiamo smesso di essere solo un giornale per diventare una data nei libri di storia. Continuiamo a fare il giornale con una reazione pavloviana. A me ora interessa meno scherzare su Sarkozy o Le Pen. Mi era venuto in mente di fare un disegno su Berlusconi dopo che è inciampato, ma mi sono accorto che pure lui mi annoia. Perché si è schierato con parte della redazione che critica l'attuale direzione? Abbiamo fatto un appello pubblico per tornare a parlarci, risponde Luce. Molte cose sono state decise nell'urgenza. Ora stiamo finalmente affrontando le tante domande anche sulla gestione dei fondi raccolti, dell'azionariato. È difficile, siamo cambiati dopo gli attentati. Io non so dove sarò fra 3 mesi. Ho sempre lavorato a contatto con l'attualità, ma ora mi interrogo su chi sono diventato dopo il 7 gennaio e devo capire cosa voglio davvero disegnare. L'affaire delle vignette e la coscienza della Francia è il pezzo di Christian Salmon, lo scrittore sul dibattito della libertà di espressione, a pagina 31 di Repubblica. Lasciamo il primo piano di Repubblica, o meglio la prima pagina. Citiamo velocemente 2 interviste. A pagina 3 sulla questione della scuola, il sottosegretario al Ministero dell'Istruzione Faraone: hanno perso il lume della ragione, ma noi discutiamo anche del contratto. Il segretario della UIL, Carmelo Barbagallo: finta democrazia, ci fanno trattare con una pistola puntata alla tempia. I punti in sintesi della questione: il contratto scuola fermo da 7 anni, come gran parte dei contratti della pubblica amministrazione. Il sindacato vuole un aumento fisso, il governo non ha ancora risorse. I confederali non accettano che i 200 milioni per i docenti più bravi e impegnati siano stati definiti dal governo senza trattativa. La CGIL vuole destinarli alle scuole del sud. Dopo le revisioni in Commissione Cultura sul potere dei dirigenti, i sindacati vogliono abolire l'albo territoriale da cui i presidi sceglieranno i professori. E infine tutte le sigle hanno attaccato il progetto del governo che vuole coinvolgere studenti e genitori nella valutazione anche economica degli insegnanti. Lasciamola a chi è competente, dicono i sindacati. Alle pagine 6 e 7 di Repubblica poi c'è una lunga intervista proprio al Presidente del Consiglio Renzi dopo il videoforum, anzi il resoconto del videoforum di ieri su Repubblica TV. Il mio PD non cederà al centro, è sinistra anche senza D'Alema. Stop ai masochisti che perdono, l'Italia sta ripartendo, adesso serve un partito che sappia affrontare le sfide del paese, dice il Presidente del Consiglio a Repubblica. La sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni non dice che bisogna restituire tutto, presto affronteremo il problema. Sulla scuola stiamo correggendo, ma l'autonomia richiede responsabilità dei presidi.
Berlusconi, la Liguria è oggettivamente la sua ultima spiaggia. Pastorino prova a rianimarlo, il candidato antipaita della sinistra. Mi appello sull'anticorruzione ai deputati. Lavorino nella settimana preelettorale per approvare la legge anticorruzione. Il PD vive una crisi di crescita, dice ancora Renzi. Però tra chi se ne va e chi arriva il saldo è positivo. Con Migliore, l'ex Rifondazione, e altri cresciamo anche a sinistra. In Campania alcuni candidati mi imbarazzano, non li voterei mai, però le liste del PD sono pulite. I guai sono in quelle collegate, dice il Presidente del Consiglio. Svoltando pagina abbiamo ancora la minoranza del PD con foto gigante di Pierluigi Bersani che prepara le lotte sociali al Senato e via dicendo, la sfida dopo le elezioni, no prima, mi raccomando, con calma, con juicio. Bersani dice che Renzi mistifica, il centro-sinistra ha vinto altre volte, referendum di Civati contro i nominati dell'Italicum. E poi il fascista che passa con De Luca, Carlo Aveta, dalla destra al PD di De Luca, imbarazzo, non credo, dice il signore che fa il pellegrinaggio a Predappio. È normale passare dalla destra a De Luca, dice lo stesso Carlo Aveta. A seguire abbiamo l'intervista a Stefano Fassina. Ormai Renzi guarda a destra, dice Fassina, bisogna cambiare o me ne vado, invertire la rotta a partire dalla riforma della scuola, vincere sì, ma non ad ogni costo. Siamo un partito dell'establishment, liberista sul piano economico, plebiscitario su quello della democrazia, dice il signor Fassina. Civati se n'è andato con tutte le sue belle motivazioni, però l'ha fatto. Questo qua continua bla 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 bla. Il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina: non mi allineo, ma le mie scelte sono diverse da quelle dei big. Inutile negarlo, stiamo percorrendo strade molto diverse. Oggi la sfida di Renzi è anche la mia, dice il ministro. Non è che è uno che passa, è un ministro del governo Renzi. Rivendico il diritto di non farmi omologare, prendo sul serio Fassina, ma i compagni che criticano e basta sbagliano, compagni. Che parolaccia che ha detto il ministro delle politiche benché agricole Fassina. A pagina 44 e 45 invece ci rifacciamo un po' la bocca, il gusto e gli occhi con due belle pagine curate da Giuseppe Calabrese, un itinerario in Garfagnana. Bellissima terra aspra e selvatica, è piena di roba buona e bella. Una terra da capire, aspra, scrive giustamente Repubblica, discreta e ricca di prodotti, dal farro al miele, alle spalle della frenesia della Versilia, ritmi lenti, tradizioni e arte. Qui c'è gente solida, abituata al lavoro nei campi e a una cucina povera. Tra i prodotti anche il pane di patate che è diventato presidio slow food. È l'inizio del declino quando una roba diventa presidio slow food. Aspra, selvatica, povera, schietta, sincera, slow food, no buono da questo punto di vista, poi per carità. Mentre c'è il prosciutto ortodosso in Garfagnana che sfida le leggi del mercato. Ci sono tanti altri salumi strambi e antichi. Fatto questo itinerario in Garfagnana, soprattutto sulle vie del gusto più che dell'arte, da questo punto di vista la Repubblica si sofferma infatti in viaggi e sapori, il viaggio. Torniamo alle questioni importanti, alle questioni serie e non a queste cazzate che riguardano il patrimonio storico, culturale, gastronomico di quel paese chiamato Italia e dei suoi vari territori, delle sue diverse nazioni. Torniamo alla nazione Lombardia. Maroni vuole varare il reddito di cittadinanza, i suoi alleati lo bocciano, scrive anche Repubblica. La proposta è di 700 euro a chi non ha un'occupazione. Plauso del centro-sinistra, gelo da Salvini e Forza Italia. E intanto l'avvocato di Maroni va anche in Pedemontana, oltre che nell'Expo. Il legale di fiducia, Domenico Aiello, farà le trattative per i 2 miliardi di aumento dei costi della Pedemontana, altra poltrona strategica dopo quella nel consiglio di amministrazione di Expo. Domenico Aiello, l'avvocato di Maroni, assume la difesa di Autostrada Pedemontana Lombarda, mentre il legale romano, Andrea Gemma, vicino ad Angelino Alfano, rinuncia all'incarico. Era il presidente della commissione che dovrà definire l'accordo fra Pedemontana e Strabag
sugli extra costi arrivati a 2 miliardi, sui lavori per la realizzazione del secondo lotto dell'autostrada che collega Dalmine con Como, Varese e il valico del Gaggiolo. Un appalto del valore di 1 miliardo e 700 milioni di euro, già finito sotto la lente della Procura e dell'Autorità Anticorruzione di Cantone. La lettera con la nomina di Aiello a procuratore speciale di Autostrada Pedemontana SPA, firmata dall'amministratore delegato Marzio Agnoloni, è già stata inviata sia alla Procura che all'Autorità Anticorruzione. Negli ambienti politici di centrodestra, scrive Repubblica, questa decisione viene letta come ulteriore volontà di Maroni di serrare le fila e nominare un uomo di fiducia in Pedemontana, dopo averlo già nominato nel CDA dell'Expo, ma anche come un tentativo di Agnoloni, ex uomo di Podestà quando era in Forza Italia, di cercare una sponda in regione. In un momento di difficoltà della Pedemontana non è ancora riuscita ad approvare il bilancio, ai vertici in scadenza, e ha ricevuto di recente la visita della Guardia di Finanza. Restano al loro posto gli altri legali che fanno parte della commissione incaricata di trovare l'intesa con l'impresa costruttrice. Strabag sono Paolo Clarizia, nominato da Pedemontana e anche socio in affari di Gemma, legato ad Alfano, che ha rinunciato Gemma, e Luigi Strano, scelto invece dal colosso austriaco Strabag. Nomi che avevano fatto sorgere il sospetto di non imparzialità nel Movimento 5 Stelle. Il presidente di Pedemontana Lombardo aveva chiesto di chiarire anche lui i criteri adottati per la scelta dal suo amministratore delegato Agnoloni. Lasciamo Repubblica e diamo un'occhiata al quotidiano nazionale, Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino. In primo piano le vicende di Forza Italia con i fittiani che vanno alla conta. Siamo in 30, Silvio è finito, dice Maurizio Bianconi. Il modello repubblicano è un bluff, tra pochi giorni lo strappo. Al Senato siamo tra 14 e 18, alla Camera trovare 20 deputati sarà facile, dice l'onorevole Bianconi. Il segretario invece della Lega Salvini contestato a Gela, respingiamo Salvini. Il cartello fotografato e messo in pagina dal quotidiano nazionale. Contestato ieri a Gela Salvini dopo le proteste di Foggia. Se uno contesta civilmente cantando anche Bella Ciao, che è una canzone che mi piace, per me va bene, ha detto alzando le spalle il leader della Lega Nord. Mentre sempre dal quotidiano nazionale dal Giorno, i terroristi dello Stato Islamico presto in Italia, stavolta a dirlo è un ministro libico. Useranno i barconi, aggiunge il ministro libico. Emergenza profughi, intanto l'Italia si candida a capo della missione europea. Oggi il via libera all'agenda dell'Unione Europea sull'immigrazione, ma intanto dalla Libia vengono notizie che rendono improbabile un accordo per il governo di unità nazionale che ancora ieri il ministro degli esteri Gentiloni auspicava potesse nascere. A riprova dell'estrema conflittualità tra le parti, l'accusa lanciata ieri dal ministro dell'informazione del governo di Tobruk, che in Egitto ha lanciato una notizia che getta cattiva luce sugli islamisti di Tripoli. Nelle prossime settimane, ha detto il ministro libico, nelle prossime settimane l'Italia sperimenterà l'arrivo non solo di poveri emigrati dall'Africa, ma anche di barconi che trasportano miliziani dello Stato islamico. Malta e l'Italia, ha aggiunto il ministro libico, saranno interessate da operazioni attraverso i porti che sono controllati da Fajr Libia. L'esercito e il nostro governo hanno informazioni in proposito. Me lo sento. Questa volta non sarà solo un'avventura estiva. Ho trovato quello giusto. Ma di chi parli?
Padania Libera. Buongiorno a tutti dal Centro Geofisico Prealpino di Varese. L'alta pressione favorisce per oggi e in parte domani tempo soleggiato e temperature sopra la media. Il transito di una perturbazione porterà poi temporali e temperature più fresche. Nel fine settimana tempo variabile. Previsioni per oggi: in mattinata nuvoloso, poi cielo sereno, poco nuvoloso, con possibilità sui rilievi di un isolato rovescio la sera. Domani giovedì in mattinata e nel primo pomeriggio cielo sereno, poco nuvoloso, poi nuvolosità in aumento. In serata rovesci e possibili temporali a partire da Alpi e Prealpi, in estensione nella notte anche in pianura. Dopodomani venerdì ovunque cielo molto nuvoloso coperto con rovesci e temporale, localmente di forte intensità. Temperature massime in netto calo. La tendenza per sabato 16 maggio, tempo variabile con alternanza di nuvole e schiarite, possibilità di isolate piogge, fresco. Domenica 17, sereno, poco nuvoloso, con qualche nube cumuliforme nel pomeriggio e isolate piogge. Con questo è tutto, vi auguro una buona giornata. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Torniamo allora al quotidiano nazionale. Dopo la notizia dei terroristi ISIS presto in Italia useranno i barconi, dice il ministro libico, che naturalmente vuole fare allarmismo per avere in cambio gli armamenti che chiede il governo di Tobruk per condurre la lotta agli islamisti. A pagina 15 invece il primo bicchiere a 11 anni è l'alcol, il killer degli adolescenti, secondo il governo. Il gruppo musicale milanese Elio e le storie tese si presta per la campagna antisballo. L'eccesso di bevute, prima causa di morte tra i giovani sotto i 24 anni. Alcol snaturato è una campagna di sensibilizzazione che punta a far riflettere i giovani all'insegna del principio se lo conosci lo eviti. Scommessa del ministro della salute Lorenzin, collegata in videoconferenza ieri con gli studenti del liceo romano Kennedy e aiutata in questo tentativo di evitare il bilancio fallimentare delle tradizionali iniziative proibizioniste dalla rock band di Elio e le storie tese, che per questa campagna ha inciso una canzone dal titolo Una serata speciale. Lasciamo il Giorno per andare al Fatto Quotidiano. Se condanniamo la Montedison, quelli vi portano via tutto, è il titolo, fra virgolette, la sentenza sulla discarica dei veleni nel Pescarese. Le pressioni sulla giuria popolare, non eravamo sereni, dicono i giudici popolari, l'azienda meritava il disastro doloso, ma il presidente di Corte d'Assise ci avvertì che potevano chiederci i danni. Così il verdetto fu colposo e scattò la prescrizione. Il racconto di Antonio Massari da Bussi sul Tirino, Pescara. Non condanniamoli, possono portarci via qualsiasi cosa. Montedison, discarica di Bussi, i giudici popolari rivelano, non abbiamo neanche letto gli atti, a cena ci hanno consigliato di derubricare il reato. Lo sfogo di una giurata, non ero affatto serena quando abbiamo emesso la sentenza e non mi riconosco nelle motivazioni. La signora si tortura le mani, racconta Antonio Massari. Capivo l'importanza di questa sentenza. Sono stata sorteggiata, ho preso tutto seriamente, con i miei limiti, con le mie conoscenze giuridiche, ma in questa sentenza, soprattutto nelle motivazioni, proprio non mi riconosco. Neanch'io ero serena, dice un'altra signora, ma le dico di più, non abbiamo mai letto gli atti del processo, e questa è la giuria popolare. Sebbene il processo non riguardi imputazioni di omicidio, ed è bene sottolinearlo, è anche vero, scrive il Fatto, che molta gente continua a chiedersi se la morte dei propri cari abbia mai avuto un nesso con i 25 ettari inquinati della vecchia Montedison. È il caso, per esempio, di Nadia Tronca, rimasta vedova nel 2005 quando suo marito è morto per nefropatia da piombo. La signora Tronca ha pubblicamente chiesto
di capire se vi sia stato un nesso tra la morte del marito, che per 18 anni ha lavorato alla SIAC nello stabilimento di Bussi, e l'inquinamento delle falde acquifere. Il posto di lavoro non era buono, mi diceva mio marito, e l'inquinamento in questa zona non è una scoperta. La gente ha paura perché non sa cosa è accaduto con certezza, non sa perché alcune persone sono morte giovani. Anche per questo, rispetto all'immaginario che ruota intorno a un processo e a una sentenza, sebbene non vi fossero imputazioni per omicidio, l'idea che i giudici popolari non abbiano letto neanche gli atti stride parecchio, scrive Il Fatto Quotidiano. Sempre poi dalla prima pagina del Fatto, Renzi che dice: i nostri alleati non li voterei neanch'io. Il premier prima prova a proteggere De Luca e i candidati del PD, poi è costretto a scaricare gli impresentabili. Sono nelle liste che ci appoggiano, dice Renzi. Banda larghissima è il commento del direttore Marco Travaglio. Che spettacolo! Il candidato governatore della Campania, De Luca, assicura che nella lista del PD e in quelle che lo appoggiano non c'è nessun condannato tranne me, ha detto De Luca. Garantisce lui, però ammette che alcune candidature ce le saremmo potute risparmiare e invita gli elettori a non votare gli eventuali impresentabili, nessuno dei quali è condannato, purché tutti votino per lui che è condannato, scrive Travaglio. Chissà che faccia avranno fatto i non condannati nel sentirsi dare degli impresentabili da un condannato. Ma non è finita, perché il vice segretario nazionale del PD, Lorenzo Guerini, si e ci illumina di immenso. Il PD in Campania, ha detto Guerini, ha stabilito principi molto chiari in merito alla qualità delle liste, con un'applicazione di regole più rigorose dello stesso codice etico. Talmente rigorose, commenta Travaglio, da lasciar passare tutto intero De Luca, 2 volte decaduto da sindaco di Salerno, per la sua incompatibilità col ruolo di viceministro del governo Letta e per la sua condanna in primo grado per abuso d'ufficio. E chi le ha scritte queste regole ancor più rigorose del codice etico? Pasquale Barra o Animale? Jenny Acarogna? Purtroppo, aggiunge Guerini, nonostante questo impegno molto forte messo in campo, alcune situazioni di alcune liste alleate possono destare qualche interrogativo che un lavoro più attento avrebbe potuto evitare. Per questo mi rifaccio alle parole chiare di De Luca di non votare certi nomi. Il nodo venga risolto con la competizione elettorale, ha detto il vice segretario del PD Guerini. Quindi, commenta Travaglio, sia De Luca sia Guerini si appellano agli elettori affinché non votino le liste di appoggio senza condannati, ma solo quella del PD con il condannato. Perché, spiega ancora Guerini, il condannato De Luca ha una figura nettamente distante da certe situazioni ambigue o opache. Infatti non presenta alcuna ambiguità o opacità, scrive Travaglio. È condannato, punto e basta. Viva la chiarezza! Dopo giorni di silenzio si fa vivo perfino Renzi su Repubblica TV. Premesso che le liste del PD sono pulite, ha detto Renzi, quelle che sostengono il condannato De Luca in Campania, precisa Travaglio, l'indagata Paita in Liguria, l'indagato Rossi in Toscana, l'indagato Spagnolli a Bolzano, l'indagato Crisafulli a Enna e così via. È vero, ha detto Renzi, che su alcune liste collegate si può discutere. Ci sono candidati che non voterei neanche se costretto, ha detto il premier e segretario PD. Quelli non condannati e non indagati, e invece il condannato, cioè De Luca, è un buon amministratore, ha detto Renzi, come ha dimostrato per la città di Salerno. Infatti, scrive Travaglio, è stato condannato in tribunale a 1 anno di carcere per avere inventato l'inutile ruolo di project manager dell'inceneritore di Salerno per regalare un po' di soldi pubblici all'amico capostaff Alberto Di Lorenzo, coprendo poi l'abuso di potere con false giustificazioni postume e con il successivo occultamento sul sito web della presenza di persone astrattamente più qualificate. Insomma, è provato che la nomina, lungi dall'essere finalizzata a perseguire una finalità pubblica, aveva l'unico scopo di svincolare Di Lorenzo dal gruppo di lavoro e attribuirgli un'inventata posizione di vertice con conseguente riconoscimento di una più sostanziosa retribuzione. A questo punto qualcuno, eventualmente, ma non è il caso di Repubblica TV, potrebbe domandare: scusa Matteo, ma chi ha deciso di candidare nel PD tanti indagati e un condannato?
Chi ha autorizzato De Luca a correre alle primarie per la presidenza della regione Campania che non potrà ricoprire per via della legge Severino? E chi ha autorizzato il PD campano a collegarsi a liste con candidati che tu non voteresti neppure se costretto? A noi risulta che il via libera l'abbia dato il fido sottosegretario Luca Lotti. Qualcuno gliene ha chiesto conto e l'ha sanzionato per l'avventatezza? La risposta è un doppio no. Altra domanda, prosegue Marco Travaglio. Ora che avete scoperto, a vostra scaioliana insaputa, fascisti, cosentiniani, berlusconiani, amici dei camorristi e nemici dei vostri stessi sindaci anticamorra nelle liste collegate a De Luca, perché non togliete loro l'apparentamento anziché chiedere agli elettori di ripulirvi la coscienza? Scrive Gramellini sulla Stampa. È come se uno, invitando a cena il suo migliore amico, gli dicesse: a tavola con noi ci saranno Barbablù, Al Capone e il mostro di Firenze, però tu non rivolgere loro la parola, anzi ti autorizzo a cacciarli da casa mia. La verità vera, scrive Travaglio e conclude, è che hanno fatto accordi coi peggiori lestofanti, ben sapendo che portano con sé i voti di scambio di gente ancor peggiore di loro, gente che non si lascerà certo impressionare dall'invito a non votarli. L'alleanza con quelle liste non è avvenuta nonostante gli impresentabili, ma in virtù degli impresentabili, senza i quali quelle liste non avrebbero alcuna utilità. Gli impresentabili non sono un incidente di percorso, ma la scelta cinica e consapevole di un partito che ha perso per strada tutti i principi e perfino la virtù, sì, la virtù dell'ipocrisia, avendo ormai un solo imperativo categorico: vincere a qualsiasi costo e non buttar via niente. Dire non votateli facendo l'occhiolino e incrociando le dita dietro la schiena è una penosa presa in giro, scrive Travaglio, che fa giustamente infuriare gli alleati prima usati e poi scaricati per finta, tipo l'ex forzista irpino Iannaccone della lista Campania in Rete, che dice al nostro Vincenzo Iurillo: noi non siamo saliti sul carro del vincitore, abbiamo spinto De Luca fin dalle primarie. Altro che alleati last minute, impresentabili ma incontrollabili per mancanza di tempo. Tutti sapevano tutto, tutto è stato fatto apposta. Almeno però nessuno potrà accusare Renzi di non mantenere le promesse. L'altro ieri aveva annunciato la banda larga, almeno in Campania l'ha già fatta. Pagina 4, poi il Fatto si sofferma sulle figure elettorali, diciamo così, sui personaggi delle prossime elezioni. In Campania Camerati e Cosentiniani, tutti con il condannato De Luca. Abbiamo Vincenzo De Leo, segretario del Fronte Nazionale a Casal di Principe, un nero saltato sul carro della civica Campania in Rete per la soddisfazione di Adriano Tilger, il segretario del movimento di estrema destra. Tommaso Barbato, candidato sempre per Campania Libera, un'altra lista che sostiene De Luca, ex senatore di Mastella, ricordato per i tafferugli in aula durante la sfiducia a Prodi nel 2008 e per lo sputo in volto al collega dell'Udeur Cusumano, reo di aver annunciato il voto per Prodi. Antonio Amente, fedelissimo di Nicola Cosentino, capogruppo del PDL a Melito di Napoli, dove il sindaco è Venanzio Carpentieri, segretario provinciale del PD. Ciò non gli ha impedito di schierarsi a sostegno di De Luca. Poi c'è Rosa Criscuolo, candidata del Centro Democratico, cenò con Scajola la sera prima del suo arresto. Militante radicale, in passato organizzò iniziative di protesta contro la carcerazione preventiva inflitta al forzista cosentino. E Carlo Aveta, consigliere uscente della destra di Storace, un altro camerata che ha scoperto il fascino del compagno De Luca. In Liguria, Raffaella Paita, assessore alla protezione civile vicinissima a Burlando, indagata per omissione dati d'ufficio, concorso in disastro colposo, omicidio colposo per l'alluvione di Genova 2014. Armando Capurro, consigliere regionale uscente, capogruppo lista civica Noi con Burlando, indagato per le spese pazze in regione. Massimo Donzella, vicepresidente del Consiglio regionale ex UDC, poi PD, indagato per presunte spese pazze. Matteo Rossi, assessore regionale uscente allo sport, ex SEL, ha ricevuto un avviso di garanzia anche lui per le spese fuori controllo. Luca Lanteri, ex vice sindaco di Imperia per il PDL, scaioliano stretto, nel 2013 si converte al renzismo, ora candidato con la Paita. Pierluigi Vinai, non candidato, pesa parecchio, ex vicepresidente della Fondazione Carige.
uomo di Scaiola a Genova, in ottimi rapporti col cardinal Bagnasco, padre della fondazione Open Liguria, grande sostenitore di Raffaella Paita. In Puglia i capibastone e tanta destra, Emiliano non rottama più, Donato Pentassuglia, assessore regionale uscente alla sanità per il PD, indagato per favoreggiamento personale nell'inchiesta sull'Ilva di Taranto. Per Pentassuglia la procura ha chiesto il rinvio a giudizio, candidato con Michele Emiliano, candidato presidente della Puglia del PD. Euprepio Curto, sempre in Puglia, ex MSI, poi Alleanza Nazionale, poi UDC, adesso PD, sostiene Emiliano. Saverio Tammacco, già capogruppo di Forza Italia a Molfetta, signore delle preferenze, tra i 50 campioni dei popolari che sostengono Michele Emiliano. Francesco Spina, presidente della provincia di Barletta-Andria-Trani, per il centrodestra, a metà aprile annuncia il sostegno a Michele Emiliano. Ex assessore ai lavori pubblici è invece Alfredo Spalluto, a Taranto, ora candidato con la civica Emiliano sindaco di Puglia. È indagato da luglio 2013 in un'inchiesta della Procura di Taranto per lavori di ristrutturazione di edifici pubblici nella città vecchia. E infine Paolo Mongello, ex capogruppo PD nella provincia di Foggia, finito al centro di una guerra interna al centrodestra, ha lasciato Forza Italia, ex capogruppo PDL nella provincia di Foggia, ha lasciato Forza Italia per fondare Casa Emiliano e sostenerlo nelle primarie del centro-sinistra. Poi c'è anche il Veneto e la Toscana. In Toscana il governatore uscente Rossi del PD è indagato per falso ideologico nell'inchiesta sul buco di bilancio da 400 milioni ASL di Massa Carrara. Secondo la procura Rossi sarebbe stato al corrente nella voragine dei conti. In Veneto abbiamo l'ex leghista Santino Bozza, espulso dal Carroccio Veneto nel 2013 per avere contestato la linea dell'allora segretario Tosi, adesso sostiene la candidata del PD Alessandra Moretti. Francesca Zaccariotto, ultima presidente della provincia di Venezia per la Lega Nord, ha detto non voterò per Zaia, meglio una donna, cioè Alessandra Moretti. Una bella opportunità, ha detto la ex presidente leghista della provincia di Venezia Zaccariotto. Questi i personaggi in lista alle regionali, secondo il Fatto Quotidiano, con gli esempi principe, peraltro, della campagna della Puglia. Lì abbiamo visto un bel campionario. A pagina 6 c'è l'intervista al signor Enrico Maria Natale, ma il Premier non parla di me perché io sono pulito. Questo ha a che fare con Vincenzo De Luca. Il signor Natale è candidato con De Luca. Enrico Maria Natale è uno dei soggetti candidati al Consiglio regionale in una lista civica che supporta appunto De Luca. È stato l'avversario del sindaco anticamorra di Casal di Principe, il suo omonimo Renato Natale, del quale è lontano parente. Renato Natale, in polemica con la candidatura di Enrico Maria, ha fatto capire che non voterà De Luca. Il padre di Enrico Maria, imprenditore, è stato il presidente della squadra di calcio di Sandokan, Francesco Schiavone, storico boss del clan dei Casalesi. Mario Natale, indagato per collusioni con la fazione Schiavone, sottoposto a sequestro di beni per 50 milioni di euro, è stato prosciolto e risarcito per ingiusta detenzione. Il quadretto campano. Ma a pagina 6 del Fatto Quotidiano c'è anche la questione dei dati sul lavoro, il caos dei dati sull'occupazione, un caos voluto che premia sempre il governo, scrive Carlo Di Foggia. Il presidente dell'INPS Boeri dalle critiche di Tremonti alla lite della Fornero sugli esodati fino ai pasticci di Poletti, ognuno interpreta le cifre come più gli conviene. Boeri adesso è diventato renzianissimo quando è stato nominato presidente dell'INPS. Era un economista anche critico, è diventato invece acritico. A pagina 8 invece c'è la paga del giudice, il famoso Rolex. Un altro Rolex si affaccia sulla scena pubblica. Me lo merito un Rolex? Mi piace. Antonio Lollo, tribunale fallimentare di Latina, arrestato settimane fa con moglie e suocera, per non farlo sentir solo, confida nelle intercettazioni la sua passione per gli orologi. Il figlio dell'ex ministro alle infrastrutture Lupi ricevette in regalo il prezioso Rolex, il padre dovette dimettersi, e dopo gli scontri di Milano Expo, Renzi e Alfano andarono all'attacco del Black Bloc col Rolex. Questa pubblicità che non ne aveva bisogno la Rolex. Mentre a pagina 12
Il pezzo di Giorgio Meletti, nell'ambito del fatto economico, sul passante di Ancona, il burocrate ignoto che smaschera i furbetti. Cos'è successo? Una lezione per Del Rio, per il ministro delle infrastrutture, secondo Meletti. Una manina fa arrivare al Movimento 5 Stelle le carte segretate sulla nuova bretella del passante di Ancona. L'imprevista trasparenza obbliga Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione, ad aprire l'inchiesta. Il piano economico segreto per giustificare l'opera si basa su dati fantasiosi. Un veicolo ogni 3 secondi per 24 ore, 365 giorni all'anno. Renderebbe 4 volte di più di qualunque altra autostrada. Secondo la vulgata renziana, scrive Meletti, le grandi infrastrutture di cui l'Italia avrebbe bisogno non si costruiscono per colpa della burocrazia. Eppure, se il nuovo ministro delle infrastrutture Del Rio avesse la pazienza di leggersi il dossier del cosiddetto passante di Ancona, scoprirebbe che a volte accade il contrario. Capita che non per colpa ma per merito di qualche burocrate onesto si riesca a bloccare qualche assalto alle casse dello Stato. Sul passante di Ancona l'autorità anticorruzione di Raffaele Cantone ha aperto un'inchiesta. L'operazione appare destinata a scivolare nell'oblio e i contribuenti dovranno dire grazie al burocrate ignoto, funzionario, che in un sussulto di civismo ha recapitato in busta anonima alla deputata del Movimento 5 Stelle Donatella Agostinelli documenti riservati del Ministero assai istruttivi. Agostinelli ha tempestato di interrogazioni l'allora ministro Lupi, che non ha risposto. Però il trambusto a cui ha contribuito l'ex deputato di Esse, Eugenio Duca, oggi consigliere comunale in sinistra per Ancona, ha avuto i suoi effetti. Prima uno scontro tra i due ministeri dell'economia e delle infrastrutture, poi l'intervento di Cantone e infine i general contractor della bretella autostradale, Salini, Impregilo, Astaldi, Pizzarotti, itinera del gruppo Gavio, una all-star del partito del cemento, costretti ad ammettere tra le righe che a ben guardare forse quel project financing non è più sostenibile. Il burocrate ignoto, scrive ancora Giorgio Meletti, ha un secondo merito. Per la prima volta possiamo guardare dentro la scatola nera di un project financing. Il passante di Ancona ha tutti i requisiti per diventare il caso campione che Del Rio dovrebbe studiarsi per capire perché in Italia le grandi opere costano il doppio che altrove e perché la favola del finanziamento tutto privato finisce ogni volta col contribuente che paga. A seguire, alle pagine 12 e 13, l'articolo, come sempre interessante, di Giorgio Meletti, che lasciamo sul Fatto Quotidiano per andare alla prima pagina di Libero. Furto di Stato è l'argomento d'apertura, gli scatti delle pensioni. Ecco chi li avrà e chi no, ce lo racconta Franco Bechis. Il governo ha deciso rivalutazione piena soltanto per gli assegni sotto i 1.500 euro lordi, rimborso al 50% fino a 2.000 euro, appena al 10% a 3.500, nulla al di sopra di questa cifra. Rivalutate le pensioni fino a 1.500 euro lordi. Per gli assegni che non superano il triplo della minima, 100% degli scatti, 50% fino a 2.000 euro, poi a scalare fino al 10% e da 3.500 in su niente. Sulle elezioni la scuola e il tesoretto, la volata all'indietro di Renzi, è il titolo del commento di Maurizio Belpietro. Il premier in crisi prova a scaricare i suoi candidati impresentabili, ma teme la disfatta in Liguria e Campania. Insegnanti e studenti gli dichiarano guerra e la sentenza della consulta lo mette in croce. Iniziano le salite, scrive il direttore di Libero, e Renzi ha il fiato corto. Regionali, vitalizi, tesoretto e scuola. Per la prima volta l'uomo solo al comando si mostra in difficoltà. Aveva promesso di assumere tutti i docenti precari, ma fa retromarcia e ammette non voterei molti dei candidati di De Luca. Sempre dalla prima pagina poi di Libero, il ministro libico avverte l'Italia, in arrivo jihadisti nei barconi, dopo l'allarme analogo lanciato anche dal movimento Hezbollah. L'Italia si prepari, ha detto il ministro libico. E sempre dalla prima pagina di Libero, Gianluigi Paragone si occupa di un suo inviato della sua trasmissione. I Rom occupano il capannone e picchiano chi fa domande. I proprietari devono anche pagare l'IMU. Aggressione all'inviato del programma televisivo La Gabbia, quello condotto appunto da Gianluigi Paragone. Pestano i Rom chi fa domande.
Ville, piscine, shopping, gioielli. Quanti sacrifici hai dovuto... Bene, torniamo allora al quotidiano Libero. In una scuola media di Pisa arriva l'ora di cultura zingara, 2 ore obbligatorie invece di italiano. I genitori in rivolta e Salvini dice: a quando i corsi di accattonaggio? Si domanda il segretario della Lega Nord. E sempre dal quotidiano Libero, nelle pagine di cronaca, il viadotto crollato in Sicilia, tutto fermo causa burocrazia, e l'incredibile spiegazione: l'evento provocato dalla pioggia. A più di un mese dal cedimento sulla Palermo-Catania mancano i documenti necessari per avviare i lavori di riparazione che dureranno 18 mesi. Nel frattempo l'isola è divisa in 2, scrive Alberto Samonà. E poi c'è l'antitrust che indaga sul prezzo del latte, dalla stalla allo scaffale, un rincaro del 371%. Se ne è accorto l'antitrust, che ha deciso di vederci chiaro, scrive Libero. Sicuramente, mentre il Giornale apre la sua prima pagina con i ricchi a loro insaputa, il miracolo di Renzi. I pensionati con 1.800 euro al mese sono dei paperoni da spennare, dice il Presidente del Consiglio, per come lo riassume il Giornale. Il governo sfida la consulta sulle pensioni, non pagheremo tutto. La sentenza, ha detto Renzi, non dice che va versato il 100% subito e comunque i soldi non cambiano. Padoan al lavoro, le opposizioni avvertono niente truffe. Il commento in prima pagina è quello di Nicola Porro, il vice direttore. In Italia, quando si tratta di pagare le tasse, si è tutti ricchi. Cerchiamo di non confondere i ricchi con la classe media, che per di più è diventata medio-bassa. Grazie a questo equivoco abbiamo deciso di tassare le prime case. Grazie a questo pregiudizio abbiamo innalzato, governo Renzi, le tasse sulle rendite finanziarie, i bolli sui conti correnti. Grazie a questo tic mentale abbiamo distrutto il comparto cantieristico navale. Siamo tutti ricchi e tassabili. Il non detto è che le tasse sono belle se a pagarle sono solo i ricchi. Dunque todos caballeros, o meglio todos millonarios. Ed ecco una sintesi della fiera delle vacuità politiche. Almeno i comunisti erano avversari a volto scoperto. La prescrizione invece diventa un ergastolo, è il titolo del commento di Salvatore Tramontano su La giustizia secondo il governo. Altro che ragionevole durata. Triplicati i tempi del processo. Corruzione: rispetto ai 7 anni previsti attualmente, il periodo di prescrizione cresce a 21 anni, un'eternità. E a fondo pagina Massimo Fini, intervistato da Matteo Carnieletto: la folle Europa che ignora Putin si regala ai tagliagole. Siamo nella parte della città dove Massimo Fini è cresciuto, Piazza della Repubblica, Milano. Questa parte di Milano forse non c'è più, ma Fini, nonostante abbia perso la vista, continua a contemplarla dalla finestra del suo appartamento. Quando ci spalanca la porta ci sorride con quel sorriso da eterno ragazzo. Dalla tradizione afghana sa che l'ospitalità è tutto, ci offre vino e precisa: qui si è liberissimi di fumare. È un fiume in piena, basta porgli una semplice domanda e ne ha per tutti, per l'Europa, per l'America, per Renzi.
È sempre lucido Massimo Fini, scrive Il Giornale in prima pagina. Segue a pagina 13, tutta pagina, un'intervista molto lunga nella quale Massimo Fini parla liberamente di tutti gli argomenti. All'estero non contiamo con un premier ragazzino, eravamo più influenti col fascismo. Dall'Unione Europea a Obama, il giornalista scrittore a tutto campo, l'Italia è importante solo durante il ventennio e con De Gasperi. Angela Merkel cerca di contenere la sudditanza europea all'America, al di là della polemica antitedesca è una vera statista. Barack Obama è un personaggetto, uno pseudo nero, pseudo democratico costretto all'alleanza con l'Iran. Alcide De Gasperi e Adenauer ebbero un'idea di Europa unita prima politicamente e poi economicamente. E sempre dal Giornale, rimanendo al primo piano, Zaia vola in Veneto nei sondaggi, per Liguria e Campania sfida aperta, il governatore leghista viaggia con 10 punti di vantaggio sulla Moretti. Il PD è avanti nelle regioni rosse, in Puglia la Poli Bortone meglio di Schittulli, ma Emiliano è in fuga. Questa è la sintesi sugli scenari politici verso le regionali. A pagina 4 del Giornale, la storia delle pensioni che abbiamo già detto, Renzi dice non pagheremo tutto, mentre a pagina 15 il Giornale si occupa con Fiamma Nierenstein della Libia che avverte l'ISIS, lo Stato islamico, arriva in Italia. Il governo legittimo di Tobruk dice di avere informazioni sull'infiltrazione di terroristi islamici tra i profughi. È un traffico gestito dalle autorità illegali installate a Tripoli. Fausto Biloslavo si occupa invece delle proiezioni dell'Unione Europea sull'immigrazione. In Italia 15 milioni di stranieri da qui al 2060. Già oggi, con Germania, Svezia e Francia, accogliamo 2/3 del totale dell'Unione Europea, non solo per gli sbarchi di profughi e clandestini, ma anche come concessioni di asilo politico. Siamo nella pattuglia di testa europea. Con Germania, Svezia e Francia accogliamo 2/3 dei 185.000 asilanti di tutta Europa e rispetto al 2013 i rifugiati nell'Unione Europea sono aumentati del 50%. I dati sono quelli di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea. Entro il 2060 l'Italia potrebbe avere il flusso più alto di immigrazione nell'Unione Europea, 15 milioni e mezzo di persone. A ruota il Regno Unito 9 milioni e 2, la Germania 7 milioni, la Spagna 6 milioni e mezzo. Su queste stime lavora la Commissione Europea. Sempre dal Giornale poi c'è una notizia apparentemente paradossale, anzi sicuramente paradossale, che viene dal Kenya, dove un vescovo cattolico ha detto: adesso mi metto a insegnare il Corano per salvare i bambini. Perché, come si sa, in Kenya chi non sapeva recitare almeno un versetto del Corano è stato fatto fuori. Dopo le stragi di cristiani, il catechismo in Kenya si fa anche con il libro sacro dell'Islam. Monsignor Muheria dice: non è resa, ma legittima difesa. L'obiettivo dei jihadisti è di fare dell'Africa un continente musulmano. Intorno a noi silenzi e ipocrisie. Sparano sui cristiani, non ai kenioti. La vita si gioca in pochi secondi. La risposta esatta significa sopravvivere, il silenzio morire. Quali sono i nomi di Allah? Come si chiama la madre di Maometto? Chi sa è musulmano, chi sgrana gli occhi e farfuglia è un cristiano e perciò deve essere massacrato. Così funziona in Kenya, nella zona orientale, la più vicina al confine con la Somalia, dove imperversa la fazione jihadista di Al-Shabaab, il braccio somalo di Al-Qaeda, ormai sempre più vicino allo Stato islamico, come molte delle cellule di Al-Qaeda. In un paese in cui l'80% della popolazione è cristiana, il tiro al bersaglio sta partendo dall'area meno controllabile, dove non esistono maggioranze e minoranze religiose, ma un incubo, la lotta di Al-Shabaab contro i cristiani. 148 ragazzi, tutti cristiani, sono stati uccisi nel campus di Garissa poco più di un mese fa. Continua a predominare la politica del silenzio, denunciano i vescovi kenioti. Unica voce isolata quella del Papa. A Francesco si è rivolto di recente l'arcivescovo Anthony Muheria, il vescovo di Kitui, diocesi del sud-est del Kenya con 24 parrocchie, enclave cristiana in una terra ancora lontana dal confine con la Somalia, ma dove dilaga l'integralismo islamico. L'arcivescovo, a Kitui dal 2008, è impegnato nella difesa dei fedeli dai massacri. Ora che la vita di ciascuno è in pericolo, c'è un unico modo per salvare i cristiani:
insegnare i versi del Corano durante il catechismo, come con gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i religiosi, per proteggerli, ripetevano le parole del Padre Nostro perché le imparassero a memoria per preservarli dalla caccia dei nazisti. Il vescovo di Chitui ne ha parlato con i 25 vescovi che l'hanno accompagnato in Vaticano dal Papa. Come ha ricordato a Bergoglio, i 28 cristiani trucidati a novembre vicino a Garissa su un autobus, i 36 lavoratori decapitati in una cava a dicembre. E ha parlato ancora di quei 148 ragazzi fatti a pezzi nell'università. I musulmani tutti salvi, non per il nome sulla carta di identità, ma perché sapevano dare le risposte alle domande, mentre gli altri, i cristiani, che non erano in grado di ricordare quel che non avevano mai studiato, macellati. Per evitare un'ecatombe, per impedire che la popolazione si armi da sola per tutelarsi, non ci sono molte strade. Non è una resa all'integralismo, spiega l'arcivescovo Mucheria, ma l'unica via, uno stratagemma, in nome della sopravvivenza, per proteggere la comunità abbandonata dalle istituzioni, dal governo, ma anche dal mondo, che non ha riservato ai ragazzi di Garissa la stessa attenzione tributata ai morti del settimanale Charlie Hebdo. Imparare il Corano significa continuare a vivere, non smettere di essere cristiani. È una provocazione dolorosa che apre domande difficili da sciogliere. Ci vogliono chiarezza e coraggio, si è sfogato il monsignore Keniota a Roma, in Vaticano. Chiarezza e coraggio nell'ammettere che l'obiettivo di Al-Shabaab è fare dell'Africa un continente musulmano, col beneplacito anche di certi islamici, tra virgolette, moderati, che provano simpatia per quegli intenti. Dal governo di Nairobi, a proposito della carneficina all'università, si è parlato genericamente di attacco contro i kenioti. Sono cortine di fumo, dice il vescovo Mucheira, alzate per evitare di dire che a essere minacciati non sono tutti i kenioti, sono i cristiani. Il furore religioso e omicida di Parigi e di Garissa è lo stesso, ma non un solo capo di Stato è venuto qui in Kenya, insiste l'arcivescovo. Forse non tutte le vite hanno lo stesso valore. La popolazione del Kenya è spaventata e disperata. Lasciamo il giornale con un'ultima segnalazione. Folle piano in Iran, una legge per raddoppiare gli abitanti. Altro che vento progressista, i diritti negati. Per attuare l'ambizioso progetto demografico verranno sacrificate le donne obbligate a partorire e per le donne single non ci sarà lavoro in Iran. Questo è il proposito di riforma del governo iraniano. In Italia invece finti ciechi, sordi e paralitici ne viene arrestato uno al giorno, scrive il giornale. In un anno 409 casi, per lo Stato un danno da 21 milioni. L'ultimo blitz a Napoli, con altri indagati. Una malata di cuore incassava gli assegni di invalidità e arrotondava come escort. Documenti contraffatti per ottenere i vitalizi, indagini su legali e CAF. Veniamo anche alla prima pagina del Foglio, con due articoli. Il primo è di Giuliano Ferrara su Berlusconi. Vagheggia Ferrara, un nuovo cominciamento per Berlusconi. Berlusconi è nel punto più basso della parabola elettorale, in quello più alto del percorso politico, scrive Ferrara. Renzi è suo figlio e Salvini non sarà la sua fine. La sua destra di governo non si conta, si pesa come la lealtà e la serietà responsabile. L'altro articolo è quello di Sergio Soave, provare a prendere sul serio Salvini. Da Radio Padania all'interesse nazionale, cercasi un metodo tra le urla. A proposito di Radio Padania, ricordo l'iniziativa lanciata dalla radio per raccogliere fondi con un obiettivo preciso, ricomprare il ripetitore su Brescia, l'FM 97, che è stato rubato. È stato rubato il ripetitore, Radio Padania muta a Brescia. Pertanto il conto corrente postale per i fondi per questo ripetitore da ripristinare a Brescia, conto corrente postale 37 67 12 94, 37 67 12 94, intestato a Radio Padania, via Bellerio 41 Milano, la causale raccolta ripetitore. L'articolo di Sergio Soave si sofferma invece sulla figura di Matteo Salvini, nel vuoto politico creatosi nello spazio di centrodestra dopo l'implosione del PDL.
si è affermata la presenza della Lega rifondata da Matteo Salvini. Questo fenomeno controcorrente, una proposta nata nell'ambito del centrodestra che resiste al crollo di quel sistema, è stato etichettato come antisistema e considerato una ripetizione, dall'altra parte della barricata, del fenomeno Grillo. Per approfondire l'analisi è utile consultare un ebook dedicato alla figura di Salvini uscito l'8 maggio, Matteo Salvini il militante, scritto da Alessandro Franzi e Alessandro Madron, edito da GoWare e scaricabile da internet per 4,99 euro. Si scopre che l'innovazione più rilevante apportata da Salvini alla proposta leghista è la rivendicazione insistita della sovranità nazionale dell'Italia, non della Padania. Si scopre che già da giovanissimo esponente della Lega in Consiglio Comunale, eletto nel 93, Salvini si definiva cattolico federalista ma niente secessioni, anzi, io dico, aggiungeva che bisogna dare una mano al Sud. La strada però è quella dei contributi alle piccole e medie imprese, non quella dell'assistenzialismo. D'altra parte aveva dedicato la sua tesina per la maturità alla questione meridionale. Naturalmente poi Salvini, diventato leader del movimento giovanile della Lega, seguì tutte le giravolte di Bossi, scrive Sergio Soave sul Foglio. Ma il suo tratto personale consisteva nell'attenzione a tutto ciò che veniva dal basso, in una capacità di ascolto della base che massimizzò poi come direttore di Radio Padania, dove, nel suo filo diretto e senza filtro con gli interlocutori, non evitò di mettere in evidenza anche gli aspetti più umorali e radicali. Nelle farsesche elezioni del Parlamento leghista di Pontida, a lui toccò di rappresentare la lista del leghismo comunista, in una parodia dell'arco parlamentare vero, il che sembra difficilmente compatibile con le sue attuali frequentazioni di destra italiana ed europea. Scrive Sergio Soave, poi l'articolo prosegue a pagina 4, dall'Europa matrigna all'Islam, radiografia degli elettori intercettati da Salvini. A pagina 2 invece del Foglio, polvere e gloria, fare il poliziotto a Quartoggiaro ai confini dell'Expo, quella foto sotto le bastonate, l'orgoglio di lottare in un quartiere duro, Quartoggiaro, Milano, tra spaccio, mala e centri sociali, la figura di Antonio D'Urso, vicequestore, che racconta il suo primo maggio in guerra, quello che è stato picchiato, avrete visto anche la scena sui media. Il racconto è di Cristina Giudici. Antonio D'Urso, vicequestore e dirigente del commissariato di Quartoggiaro, periferia milanese di quella dura. Con ciò lasciamo il Foglio e andiamo a dare un'occhiata a Italia Oggi, che in prima pagina mette l'articolo di Tino Oldani. Piaccia o no, le 6 raccomandazioni dell'Unione Europea dimostrano che l'Italia è già stata commissariata. Piaccia o meno a Renzi, l'Italia è un paese commissariato dall'Unione Europea. A volte è bene, come nel caso della bocciatura delle concessioni eterne alle società autostradali, e altrettanto si può dire per la questione migranti. Ieri Domenico Cacopardo ha spiegato, da par suo, come l'Europa si sia stancata dei metodi lassisti e tartufeschi con cui il nostro Ministero dell'Interno affronta la questione degli sbarchi dal Nord Africa e per questo abbia deciso di commissariarci. Assai meno entusiasmante invece la lettera che l'Unione Europea ha inviato all'Italia sui conti pubblici, ma è un'altra dimostrazione che l'Italia è commissariata, scrive Oldani. A seguire, sempre su Italia Oggi, vi segnalo anche l'articolo di Domenico Cacopardo sulla spending review. Come non detto, le società partecipate pubbliche sono illegali, dice Cacopardo, peraltro presidente di Consiglio di Stato, che di queste questioni si è occupato anche come magistrato amministrativo. Renzi non la può fare la spending review fino a che avrà un Parlamento formato dal vecchio establishment e ci saranno queste società partecipate dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province, che sono un modo per aggirare la legge e dare appalti in maniera libera anche a persone più vicine. Mentre i giudici della Corte Costituzionale sono politicizzati, lo sappiamo tutti, scrive Riccardo Ruggeri sempre su Italia Oggi nel suo cameo. Incredibile il dibattito sulla consulta. Nei 20 anni di berlusconismo e prodismo, entrambi gli schieramenti si erano scannati sulla politicizzazione o meno dei suoi membri. Berlusconi sosteneva che i giudici della Corte erano politicizzati e la sinistra che erano super partes. Dibattito surreale. Certo che i giudici sono politicizzati,
però in democrazia le sentenze si rispettano. Adesso invece dal PD si comincia a dire che è stata un'invasione di campo nella politica e nell'arte del governo, la sentenza della Corte sulle pensioni. Intanto però, adesso lasciamo i giornali e apriamo una parentesi che ha a che fare di nuovo con i giornali e il giornalismo, soprattutto insieme a Giancarlo Mazzuca, che dovrebbe essere collegato con noi, direttore del quotidiano Il Giorno. Buongiorno direttore. Buongiorno. Mazzuca è anche autore di un libro che ricorda la figura, appunto rimanendo in ambito di giornali, di uno dei più grandi giornalisti italiani, Indro Montanelli, Uno straniero in patria, edito da Cairo Editore. È appena uscito, non uscito da molto, insomma. Uno straniero in patria era anche il titolo dell'ultimo editoriale di Indro Montanelli al quotidiano La Voce, no? Nel 95, quando poi il quotidiano chiuse, del quale lei è stato vice direttore. Lei è stato vice direttore ed è stata una delle persone più vicine a Indro Montanelli dal punto di vista non solo professionale e giornalistico, ma anche umano, no? E credo che lo racconti proprio in questo libro. Ora, su Indro Montanelli, direttore, ci sono naturalmente tante leggende, tanta mitologia, ma ci sono anche tanti racconti di vita. Qual è il motivo numero uno per il quale lei ha scritto questo libro, oltre che naturalmente in virtù del fatto che ci ha vissuto vicino a Montanelli? Sì, no, io avevo scritto un libro subito dopo la chiusura della Voce nel 95, che era un libro intervista Sì. a Montanelli direttamente, che raccontava il perché di quel fallimento. La Voce chiusa dopo un anno, noi speravamo di poter creare un giornale libero, l'unico padrone doveva essere il lettore, purtroppo non ci siamo riusciti. Perché non ci siamo riusciti? Era un libro un po' malinconico, un libro di amarezza, anche se appunto diceva Montanelli, io mi sento straniero in patria, ma una sconfitta può essere anche onorevole, io sono felice di aver avuto questa sconfitta. Ecco, a 20 anni dopo ho pensato che in questi anni dalla scomparsa, 14 anni dalla scomparsa di Montanelli, che è stato certamente il più grande testimone del secolo breve del Novecento, sono uscite molte biografie di Montanelli, però un Montanelli un po', diciamo così, segreto, un Montanelli che si svelava a noi che eravamo i suoi colleghi, io il suo vice direttore, e ogni sera andavamo al ristorante assieme, al ristorante toscano, e lui ci raccontava tutti quei aneddoti, quelle storie, magari un po' anche forzate, ma comunque assolutamente inedite. Ecco, io ho voluto raccontare questo Montanelli, a 20 anni dalla fine di quella bellissima avventura che fu La Voce, è il mio omaggio al grande direttore. Ecco, direttore Mazzuca, credo che il giornalismo sia cambiato molto, non solo dal periodo aureo in cui lo esercitò Indro Montanelli e lo esercitò fino alla fine della sua attività sostanzialmente. È cambiato anche rispetto agli anni in cui si chiuse l'esperienza del quotidiano La Voce. È cambiato moltissimo in questi ultimi anni. Quel tipo di giornalismo, secondo lei, ha ancora qualcosa da dire al giornalismo attuale? È tutto webizzato, velocizzato, twittizzato e via dicendo? Io sarei accusato di essere troppo conservatore, però io rimpiango quel giornalismo. Io sono cresciuto in quel giornalismo dove venivano fuori dei talenti, dei grandi personaggi, dei grandi maestri. Ho avuto la fortuna appunto di lavorare con Montanelli, ma anche con altri grandi direttori come Biagi e Spadolini. Ecco, io credo che assolutamente quei giornalisti erano inarrivabili. Perché erano inarrivabili? Perché allora c'era, diciamo così, la concorrenza, tra virgolette, del web. Il direttore era il testimone del tempo, saliva sul piedistallo e poteva raccontare la storia assolutamente in modo incontrastato. Ora, col web che domina, con le notizie che vengono a valanga date, sfornate ogni minuto, è chiaro che il ruolo del giornalista è diverso. Sono anche responsabilità di noi vecchi giornalisti che non abbiamo insegnato ai nostri ragazzi giornalisti la stessa classe, la stessa bravura che ci aveva appunto insegnato uno come Montanelli. Forse abbiamo dei grandi errori anche noi, però è un giornalismo diverso. Io credo che ancora, però, nonostante tutto, credo nel valore della stampa cartacea, perché un commento su un giornale, letto su un giornale, è inarrivabile, e spero ancora che nel futuro ci sia una grande possibilità per il giornalismo cartaceo. Però è chiaramente cambiato, anche i giornalisti giovani di oggi sono diversi, non c'è più quella passione forse che c'era ai nostri tempi,
un po' tutto più burocratizzato. Ecco, ha detto ieri Ferruccio De Bortoli, intervistato dal Fatto Quotidiano, abbiamo avuto grandi maestri, ma siamo stati pessimi maestri, noi di questa generazione, quella di De Bortoli sostanzialmente. Un po' quello che diceva lei prima, forse, credo, no? Per certi versi. Nel caso che io e De Bortoli siamo cresciuti assieme, abbiamo lavorato assieme al Corriere della Sera, siamo coetanei praticamente, e noi credo che abbiamo avuto molte responsabilità. Io ricordo che quando appunto ho cominciato giovanissimo questo mestiere, il mio capo di allora mi faceva proprio da maestro, quindi mi bocciava gli articoli, me li cestinava. Ora purtroppo c'è molta più superficialità anche nel passare gli articoli, ed è un mondo veramente completamente cambiato. Io ricordo che quando ho cominciato io chiaramente non c'era il computer, non c'era niente, si andava con la macchina a scrivere, ma non c'era neanche praticamente la telescrivente. Dopo una certa ora, io lavoravo alla redazione di Forlì dell'Est del Cardino, dopo una certa ora la sera, se c'era un incidente mortale, qualcosa, non potevi più mandarlo attraverso il fuorisacco, che era una busta che veniva data al capostazione, che poi mi veniva mandata alla sede centrale, ma addirittura tu dovevi telefonare e dettare il pezzo a uno stenografo che era presso la sede centrale. Il Carlino, la sede centrale era a Bologna, che appunto copiava quello che tu gli dettavi. Insomma, era tutto un altro mondo diverso. Sono passati 40 anni e sembra veramente il mondo della comunicazione è cambiato, con i suoi pregi chiaramente, perché ci sono anche pregi, ma anche con tanti difetti. Ecco, direttore Mazzucca, che tipo, anzi quale Montanelli fondamentalmente, so che è una domanda che implicherebbe moltissimo tempo per una risposta, però quale, se dovesse riassumerne i 2 o 3 tratti principali, quale Montanelli trova il lettore nel suo libro? Trova il Montanelli indipendente, il Montanelli che fino alla fine dice sono un giornalista, Montanelli che appunto chi rifiutò il palazzo ebbe la possibilità di diventare senatore a vita, lui rifiutò, un Montanelli assolutamente controcorrente, Montanelli che mantiene la sua indipendenza, e mantenere la sua indipendenza prima ha combattuto la sinistra quando andò via dal Corriere della Sera, della Crespi, e poi combatté anche un certo modo di fare la destra quando appunto Berlusconi scese in campo. Cerco anche di chiarire nel libro che lui abbandonò il giornale non perché fosse nemico di Berlusconi, ma perché da giornalista indipendente qual era non poteva accettare un editore che era anche leader politico. Quindi in questo senso lui è sempre stato rimasto coerente, pur avendo posizioni diverse di volta in volta, è sempre rimasto coerente con se stesso. Ricordo benissimo ai tempi del giornale quando Bossi cominciava appunto a avere i primi risultati, i primi successi, e Montanelli era molto incuriosito, e mi ricordo una volta appunto che Bossi venne a trovarlo al giornale e ci fu un incontro molto cordiale, molto positivo. Quanto al lato personale, diciamo, vedo che si racconta qui anche un fronte intimo, diciamo così, la sfera quasi religiosa, diremmo, di Indro Montanelli, no? Che è identificato come un laico a tutto tondo. Eppure di fronte al mistero della fede Montanelli, diciamo, in qualche modo ne è attratto, lei racconta nel libro. Sì, i grandi laici hanno un po' dissentito da questa posizione che ho preso, ma io non è che abbia preso una posizione, né ho detto che Montanelli si era convertito al cattolicesimo. Certo è che negli ultimi anni, quando appunto nacque la voce, Indro aveva 85 anni, era assolutamente incuriosito e aveva un grandissimo ricordo della madre, che era molto religiosa. Cioè, io rimpiango di non aver avuto la stessa fede di mia madre, e quindi mi chiese di organizzare alcuni incontri che vennero a casa mia con il cardinale Ersilio Tonini. Racconto questi incontri quando Tonini parlava di fede e Montanelli stava in religioso silenzio ad ascoltarlo. Era un uomo che cercava qualcosa in vista appunto della futura morte. Aveva già 85 anni, aveva sopravvissuto altri 6 anni, però questo problema della fede negli ultimi anni l'ha colpito. Ebbe anche un incontro con il Papa Giovanni Paolo II, e quindi ci fu una certa
non accettando mai la fede al 100%, però ci fu un'attenzione particolare da parte di Indro. Bene, abbiamo brevemente conversato, direttore Mazzucca, sulla scorta del suo libro Indro Montanelli, Uno straniero in patria, edito da Cairo, disponibile tanto in libreria quanto su Amazon, in rete, diciamo così. Questo spero che sia un ricordo e anche una testimonianza per i giovani giornalisti che si affacciano ora. Non hanno potuto avere la fortuna che ho avuto io di avere appunto dei maestri come Montanelli. Ecco, leggendo questo libro forse potranno imparare qualcosa. Sì. Ultimo flash, Uno straniero in patria, ma lei dice alla fine italianissimo. Sì, lui era molto amareggiato alla fine per la chiusura della voce e dice: in questo mondo io mi sento uno straniero in patria, però è stato nettamente il più italiano di tutti, il più grande testimone dell'Italia del secolo breve, e ogni tanto mi chiedo se era straniero allora. Ora, in questa situazione che c'è in questo momento nel nostro paese, cosa sarebbe? Probabilmente sentirebbe una polide. Un marziano. Va bene. O un marziano. Grazie al direttore del Quotidiano del Giorno, Giancarlo Mazzucca, e ricordo il suo libro, edito da Cairo Editore, Indro Montanelli, Uno straniero in patria. Buona giornata, buon lavoro, direttore. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi. Salve, devo cambiare l'olio alla mia Volkswagen.